Glamour Estetica compie 35 anni. Auguri! Tanti anni di amore per voi, cura e attenzione per la vostra bellezza e i vostri momenti di relax. E siamo qui, Brunella, Tania, Audrey, Amelia ed Elisa, pronte ad offrirvi i nostri servizi. Specialiste in tanti trattamenti al viso e al corpo per rendervi radiose e modellate, nel trucco permanente per definire sopracciglia, labbra e occhi, nelle unghie con una perfetta ricostruzione e lo smalto semipermanente, negli occhi con la laminazione e l'extension delle ciglia e tanti massaggi di totale relax e modellamento. Potete visionare tutti i nostri servizi e prezzi nel nostro nuovo sito www.esteticaglamour.it. Siamo in centro a Belluno, il nostro numero è 0437 940506. Glamour Estetica, amore per voi. Tempo di lavori in giardino, a casa o nel bosco? Noi di DNA siamo pronti per proporvi la migliore attrezzatura, la riparazione e la consulenza. Nei nostri punti vendita ti attendono grandi offerte. Motosega Stihl taglio 35 cm a 179 euro. Decespugliatore Stihl a 219 euro. Tosaerba Stihl a 299 euro. Soffiatore Stihl a 269 euro. Visita il sito www.dna-medioagordo.com oppure segui le nostre pagine social per vedere tutte le altre promozioni. Puoi ordinare senza muoverti da casa. Siamo ad Agordo, Santa Giustina e Ponte nelle Alpi. Ai supermercati Canguro fino al 16 aprile trovi le migliori offerte per una Pasqua davvero speciale. Alcuni esempi: formaggio Piave Oro Stravecchio a 1,05 euro al letto. Prosciutto cotto Stella Negroni a 1,39 euro al letto. Spezzatino di bovino adulto a 6,90 euro al chilo. Con carta fedeltà sfogliavelo duetto rana gusti assortiti 250 grammi a 1,99 euro. E dal 7 aprile il supermercato Canguro di Mel vi attende completamente rinnovato. Supermercati Canguro per una Pasqua davvero speciale. Radiopiù.net, emittente Agordina, la nostra pagina Facebook ad ingresso gratuito per essere costantemente informati su fatti, eventi, appuntamenti nell'Agordino. Radio Più, emittente Agordina. Su Facebook un contatto ancora più vicino con la tua radio. Radio Più. Sono le 8:02. Ancora buona mattinata dalla redazione. Abbiamo espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale, lo ha annunciato il ministro degli esteri Luigi Di Maio in visita a Berlino. Questa misura, presa in accordo con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e al contesto della situazione attuale di crisi, ha aggiunto Di Maio. Lo stesso passo è stato compiuto anche dalla Spagna. Il Ministero degli Esteri di Madrid ha infatti annunciato di aver espulso 27 diplomatici russi, ma sentiamo Di Maio. Mia istruzione, il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, l'ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergei Razov, per notificargli la decisione del governo italiano di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l'ambasciata, in quanto persone non grate. Questa misura, assunta in accordo con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa. Twitter ha annunciato l'introduzione di misure che limiteranno l'impatto della propaganda ufficiale russa sull'Ucraina sul suo social network. Gli account ufficiali russi non verranno più raccomandati agli utenti di Twitter su tutte le categorie dell'app, inclusa la ricerca, fa sapere la piattaforma in un comunicato. Twitter, come Facebook ed Instagram, aveva già messo al bando alcuni media ufficiali russi, considerandoli fabbriche di fake news. La cronaca a Occhiobello, in provincia di Rovigo, dalle acque del Po in secca, è affiorato un borsone nero contenente un cadavere in stato di decomposizione. Non è ancora stato possibile identificare la vittima e nemmeno stabilire se il corpo sia quello di una donna, come comunque sembrerebbe in base ai primi accertamenti. Non confermata l'indiscrezione secondo cui il cadavere sarebbe mutilato. La procura locale indaga per omicidio.
Calcio con la Serie B, 33esima giornata. Cremonese e Lecce non sbagliano e restano rispettivamente al primo e secondo posto. Ottimo successo del Benevento, che ha una partita in meno e tiene il passo. Pisa, Brescia e Monza devono provare a rispondere nel day 2 del turno infrasettimanale. In fondo alla classifica chiude il Pordenone, reduce da una vittoria buona per il morale. I risultati: Cremonese Alessandria 2-1, Pordenone Frosinone 2-0, Regina Benevento 0-3, Spal Cosenza 2-2, Ternana Lecce 1-4. Andiamo a sentire allora Fabio Caserta, allenatore del Benevento, quarto in classifica a 57 punti. Non era facile confermarsi, soprattutto a livello di prestazione, perché la prestazione con il Pisa è stata una grande prestazione, quindi non era facile ripetersi. Sono molto contento perché ho visto il giusto approccio, la giusta mentalità da parte dei ragazzi, e quindi questa è una cosa che mi fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ripeto, non era facile, però ho visto uno spirito, e questo è lo spirito che voglio vedere fino alla fine, al di là del risultato finale. È tutto, restate con noi. Concretezza, collegialità. Sono le 8, 5 minuti, pronti anche oggi per la rassegna della stampa quotidiana. La sigla. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. 5 minuti e 53 secondi dopo le 8 in via Paris Bordone a Taibona Gordino. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. 3 aperture anche oggi dei quotidiani, diverse una dall'altra, poi vedremo anche quella del sito internet di Radio Più. Iniziamo con Paola Dallanese, Borgo Valbelluna, ACC, tavolo sospeso e accordo congelato. È la notizia principale sul Corriere delle Alpi, il colpo di scena. Ieri sera al tavolo regionale per la firma dell'accordo sindacale per la cessione di ACC al gruppo Lubes Est. 5 ore di trattativa serrata. Quando sembrava che l'accordo fosse a portata di mano, il tavolo si è interrotto. Da quanto si sa, la gran parte dei protagonisti ha siglato l'intesa mentre qualche incertezza sarebbe stata espressa da una sigla sindacale. La Regione ha chiesto a tutti i presenti di prendersi una notte di riflessione in attesa si possa giungere a dare risposte ad alcune domande che ancora restano sospese. Quello che doveva essere quasi scontato, viste le premesse, le buone intenzioni di tutti i protagonisti al tavolo, ora non lo è più. Questo stop potrebbe mettere in forse anche tutta l'operazione di cessione di ACC alle famiglie liberali Fagioli. La tensione di tutti i soggetti al tavolo, come è immaginabile, alle stelle, anche se dopo l'incontro ne sono usciti con le bocche cucite per mandato dell'assessore Elena Donazzan, ma i volti turbati hanno parlato per loro. Dopo tutto il percorso fatto finora, nessuno si aspettava di rimanere ancora con l'incertezza se ci sarà o meno questo passaggio, men che meno il gruppo acquirente. Pensava di portare a casa la certezza di poter entrare in possesso dello stabilimento ACC, quindi iniziare a produrre dai primi di maggio nella nuova sede. Tutto resta in forse. Da quanto è trapelato, i problemi sarebbero sorti mentre si trattava del futuro dei 100 dipendenti che rimangono fuori dall'accordo. Per loro i sindacati hanno sempre chiesto rassicurazioni sul fatto che al termine dei 2 anni di cassa ci fosse un percorso di reintegrazione in un nuovo posto. Da quanto si sa, pare che la partita ora possa essere in mano ai lavoratori che saranno chiamati a firmare o meno l'accordo per il licenziamento. È bene ricordarlo. Se salta l'accordo con l'UVE non c'è nessuna altra alternativa per i 250 lavoratori di ACC. La sigla sindacale non nota che non ha firmato dovrebbe esserne a conoscenza. E nemmeno per uno stabilimento produttivo che in 50 anni ha dimostrato sempre di sapersela cavare e trovare risorse per poter andare avanti anche sotto un'altra veste. Il Gazzettino anche oggi apre sulla strada
Sui lavori all'interno della galleria del Comelico, ANAS non retrocede di 1 millimetro, anzi ingrana la marcia più alta ed accelera, confermando che il cantiere apre a primavera, cioè subito, al massimo entro il 21 giugno. Nessun rallentamento sulla tabella di marcia, quindi nessun rinvio sperato ed atteso dal territorio. Per il comprensorio comeliano è la doccia fredda, si tradurrà nella totale chiusura notturna del traforo, nell'apertura a fasce orarie in ore diurne. ANAS sta definendo con Dolomitibus le date e le fasce orarie per limitare i disagi. Il titolo dell'articolo: ANAS accelera, chiudiamo la galleria. Poi c'è l'altra importante notizia, quella che già ieri ha dato il Corriere delle Alpi, ovvero la 251 della Val di Zoldo, chiusa dal 22 marzo. Ebbene, potrebbe, sembra quasi certo, ma usiamo il condizionale, si sa mai, potrebbe riaprire all'inizio della prossima settimana, lunedì. Il Corriere del Veneto apre anche oggi, come ieri, sulla politica cittadina. Si va verso le elezioni. Ieri è stato il turno di Oscar De Pellegrin, oggi Lucia Olivotto, Moreno Gioli. Concretezza, collegialità, coesione e confronto. Poggia su questi 4 pilastri la proposta per Belluno di Lucia Olivotto, vice sindaco uscente e candidata alla poltrona di primo cittadino, sostenuta dalla lista Insieme per Belluno. L'ufficializzazione della sua candidatura alle prossime amministrative del 12 giugno si accompagna già alle prime proposte e all'analisi di alcune priorità. Vogliamo proporre il bilancio partecipativo, anticipa Olivotto. Esistono strumenti come questi che permettono all'amministrazione di lavorare con i cittadini per individuare le azioni prioritarie per la collettività e portare a termine, e riteniamo quindi che sia uno strumento utile per la città. Al fianco di Olivotto anche alcuni esponenti della giunta uscente, Marco Perale e Alberto Simiele, e tra il pubblico anche il transfugo dal PD Paolo Bello, che però, interrogato, dice di non aver ancora deciso con chi schierarsi. Sul fronte prettamente politico, lo sguardo di Olivotto va diretto al ruolo di Belluno capoluogo. Vogliamo restituire a Belluno un ruolo cardine a livello provinciale, e proprio dalla provincia si deve ripartire, ovvero dal referendum per l'autonomia del 2017, poi sparito nel nulla, e dalle elettività dell'ente. Servono politiche montane specifiche per il mantenimento e il rafforzamento dei servizi, solo così si può contrastare lo spopolamento. Altri capisaldi del programma di Olivotto sono la cultura, non solo eventi, musei e teatri, dice, ma un atteggiamento che va dal contrasto al disagio giovanile al rafforzamento delle reti di collaborazione a livello regionale e nazionale, l'ambiente, con la valorizzazione dei patrimoni naturali, ma anche l'impegno sulle politiche energetiche, uno sviluppo urbanistico, consumo di suolo zero, la mobilità sostenibile e la tutela degli animali, e sport e sociale, con politiche che diano priorità alle realtà dei più deboli, come anziani e famiglie monogenitoriali. Infine, lo sguardo di Olivotto va anche alla macchina amministrativa e al bilancio di Palazzo Rosso. La conoscenza del personale e della realtà amministrativa permette di valorizzare le competenze, utilizzandole al meglio, agevolando il lavoro degli uffici e la vita dei cittadini. Sul fronte economico, la situazione non è per niente facile, quindi è fondamentale studiare tutte le possibilità di accesso a fondi nazionali ed europei, oltre a quelli del PNRR. Per tutto questo, conclude Olivotto, serve una squadra competente, in grado di pensare in grande. Siamo l'unica realtà che si presenta ai cittadini senza il supporto dei partiti e siamo pronti ad accogliere chiunque voglia partecipare a questo progetto. Infine, le liste. Al momento, spiega Olivotto, c'è a mio sostegno la lista di Insieme per Belluno, ma stiamo lavorando per mettere insieme una seconda lista che sarà sempre civica. Scusate, Belluno, Olivotto candidata con 2 assessori, titola il Gazzettino. Da Feltre, fioriere rubate con una carriola, spariscono le fioriere dell'Oanacap di Feltre. Il ladro, smascherato dalle telecamere, è un anziano del luogo, arrivato con una carriola, si è caricato le piante. L'importo delle fioriere rubate, spiega i gestori Veronica e Simone, si aggira sui 120 euro. Questo volevamo recuperare, perché di fare una denuncia proprio non ci è passato nemmeno per la testa.
Le volontarie di Amici delle Dolomiti hanno dato casa a 64 gatti dell'uomo che qualche anno fa morì lasciando la colonia felina che aveva sotto al Palzarego. Hanno provveduto alla sterilizzazione di centinaia di mici. Sono le volontarie agordine di Amici delle Dolomiti. Da Auronzo, Paisbecker tenta il bis. Ha perso metà della giunta. Tatiana Paisbecker si prepara al bis alle elezioni, ma 3 degli attuali assessori hanno detto no grazie, prosegua da sola. Ci sono novità anche per quanto riguarda la minoranza. E a proposito delle elezioni, scrive sul Corriere delle Alpi Gianni Santomaso. A Falcade arriveranno le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. La giunta comunale, guidata dal sindaco Michele Costa, ha infatti approvato la scorsa settimana lo schema di protocollo d'intesa con la società B-Charge per la fornitura, l'installazione e la gestione di infrastrutture che consentiranno ai veicoli elettrici di fare il pieno. Nell'ultimo anno, spiega Costa, ho ricevuto lamentele e richieste per la mancanza di questo tipo di servizio e per una sua futura disponibilità. Di conseguenza, essendo noi favorevoli a lavorare in questo senso, abbiamo stretto dei rapporti con la società milanese B-Charge. Nello scorso ottobre abbiamo effettuato dei sopralluoghi e abbiamo individuato 3 aree su cui le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici potrebbero trovare collocazione: il piazzale dello Sport a Falcade, piazza Pertini a Caviola e piazzale Molino a Molino. Ora però sarà la ditta a scegliere dove installare le infrastrutture. Saranno loro, dice infatti Costa, a tornare sul territorio e a fare le verifiche tecniche. Può darsi che scelgano un unico posto oppure le collochino in tutti e 3. Quello che è certo è che per il comune si tratterà di un'operazione a costo zero. Una volta installate, le infrastrutture potranno poi essere usate dall'utenza attraverso un'app. In questi ultimi scampoli di legislatura, Costa punta inoltre a chiudere il capitolo relativo alla realizzazione del nuovo campo di calcio e a portare il più avanti possibile i lavori alle Maighe. Per quanto riguarda il campo, spiega il sindaco, in autunno avevamo avuto un incontro con le 2 ditte che hanno operato in quel cantiere e avevamo concordato la necessità di un'ulteriore aerazione e semina del terreno per renderlo ottimale. Ciò verrà fatto non appena le condizioni climatiche lo consentiranno. Inoltre andremo a perfezionare l'acquisto degli arredi per gli spogliatoi. Dopodiché, con la prossima estate, il campo sarà praticabile. Più in salita invece la strada per la conclusione dei lavori alle Maighe Bosc Brusà e Valles Basso, che anche per questa estate non verranno monticate. Purtroppo, dice il sindaco, in particolare per Maiga Valles Basso, il cantiere è andato per le lunghe a causa della difficoltà nel reperimento di materiali. A Maiga Bosc Brusà non manca molto, mentre a Valles Basso penso siano necessari ancora diversi mesi di lavoro. Per quanto riguarda Maiga Ilac e Maiga Lebuse, invece, le risorse per la loro sistemazione sono a bilancio, ma i lavori verranno eseguiti dalla prossima amministrazione. Corriere delle Alpi, gli anziani riportati a Puos, RSA riapertura dopo 16 mesi. Dall'Alpago la firma di Stefano De Barba, il calendario era rimasto fermo al 6 dicembre, quando l'ondata di maltempo, che aveva messo in ginocchio il bellunese, aveva fatto straripare il torrente Valda, allagando di acqua e fango la casa di riposo di Puos. Nessuno aveva voluto toccarlo, sarebbe stato cambiato solo quando gli anziani ospiti, evacuati in fretta e furia 16 mesi fa con una schiera di ambulanze e di volontari, sarebbero finalmente tornati. E il momento è arrivato. Ieri pomeriggio, dopo una giornata di viaggi da e per Pieve di Cadore, per riportare nella casa di riposo il gruppo più consistente di anziani, quello che era stato portato alla RSA Marmarole. Ci hanno pensato i volontari delle ambulanze dell'Eva Alpago, si sono fatti carico di trasferire gli anziani allettati. I volontari della protezione civile con il loro camion hanno pensato a trasferire materiali ed effetti personali. Un ritorno a casa era atteso a lungo dagli anziani e dal personale della casa di riposo di Puos e della cooperativa che in questi 16 mesi ha seguito gli ospiti in Cadore. Un ritorno reso possibile dal completamento del risanamento della struttura. Parliamo di 1,6 milioni di euro. I danni si erano rivelati molto più gravi di quanto appariva inizialmente. L'Unione Montana Alpago ha portato avanti in buona parte con fondi nazionali, quelli della protezione civile. Ieri mattina, dunque, 16 mesi esatti dopo l'operazione di evacuazione,
parte l'operazione trasferimento da Pieve a Puos, leva al Pago, si è messa in strada con le ambulanze mentre gli ospiti autosufficienti sono stati fatti rientrare in pulmino. In tutto sono 32 gli anziani che sono ritornati in Alpago. Il Gazzettino titola Casa di riposo, in 32 tornano dopo 1 anno e mezzo. Corriere del Veneto, la notizia del turista soccorso in Nevegal era in crisi, ritrovato alle 23 di sera, dopo l'allarme dato alle 21:50, era partito da Parra di Alpago, 53enne turista tedesco, trovato sulla strada a Bastia, affaticato, è stato riaccompagnato a casa. A Limana, casa di riposo, premio agli OS, 2.800 euro l'anno per la dedizione. Limana Servizi, la società del comune di Limana, premia con 2.800 euro l'impegno e la dedizione del personale del centro servizi. Accordi sindacali. Nel 2021, a seguito di accordi, la società ha erogato un premio di produttività e buono benzina per 70.000 euro e portato da 6 a 10 euro il valore del richiamo in servizio. Il Corriere del Veneto si allinea sulla riapertura della 251, la strada riaprirà la prossima settimana, lavori di ripristino dopo il grande incendio, manca solo il paraschegge. E adesso dal sito internet radiopiù.net le ultime novità dai parcheggi Luxottica. Agordo. Cantiere aperto in località Valcozzena. Da 2 settimane i mezzi sono al lavoro per creare un nuovo parcheggio destinato agli operai di Luxottica. Si lavora a pieno ritmo per togliere il verde tra l'ingresso dipendenti a sud dello stabilimento Zumbrillenbar, un triangolo dove escavatori e camion stanno operando per rendere quanto prima disponibili i nuovi spazi per le autovetture. Non mancano i disagi in questo periodo, ma Luxottica ha pensato di rendere meno difficoltoso possibile l'arrivo in azienda per i turnisti del pomeriggio, mettendo a disposizione i bus navetta gratuiti che da Tamonik portano all'ingresso principale le maestranze. Ancora qualche settimana di tempo per terminare l'opera, dove nasceranno più di 100 nuovi posti auto che dovrebbero bastare per far sì che non si ripetano le situazioni del passato con i parcheggi selvaggi e le relative sanzioni della polizia locale. Corriere delle Alpi, Bellunesi in allerta, soldi olimpici, occhio agli scippi. Belluno non si lascerà scippare neppure un euro di quelli destinati alle opere olimpiche, lo dice Dario Bond in coro con Roger Domenech. Campagna fiscale, assegni unici a superbonus, assalto ai CAF. La campagna 2022 al via il 19 aprile, più di 60.000 i bellunesi che si affideranno ai CAF provinciali. Da Cortina verso le elezioni, Ghedina pronto a ricandidarsi, lo sfida Lorenzi. Dunque Ghedina che si ricandida a sindaco di Cortina, uno degli sfidanti sarà con tutta probabilità Lorenzi, scrive la giornalista da Cortina Alessandra Segafredo, sempre precisa e puntuale sulle cronache. Taglio basso del Corriere delle Alpi, cerimonia al Quirinale, la bandiera olimpica di Pechino riconsegnata al presidente Mattarella, che ieri ha ricevuto al Quirinale i medagliati azzurri, presenti anche i bellunesi Stefania Constantini e René De Silvestro, che hanno ricevuto i complimenti del capo dello Stato. In 36esima pagina per il quotidiano dei bellunesi, Corriere delle Alpi, De Rosa. Belluno. Per iniziativa della Questura, oggi alle 12 in Sala Riunioni verrà presentata la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, ideata dal gruppo Aspiag con la Polizia di Stato. Gazzettino, siamo all'interno del giornale, titolo quest'oggi per l'intesa municipio finanza per blindare i fondi del PNR. Siamo nella pagina amministrativa del giornale. Il Corriere delle Alpi anche scrive quest'oggi molto di amministrativa con riferimento alla presentazione della lista di Olivotto, ma c'è spazio anche per le varianti olimpiche, come abbiamo accennato dalla prima pagina. A Longarone si spera che l'autostrada A27 possa sbucare alle spalle della fiera. In questo lungo articolo De Mas scrive sul pian di Vedoia alla fiera, su Domenech che sta con Bond per quanto riguarda appunto i soldi che dovrebbero arrivare, e poi spetta ad ANAS scegliere, lo dice la vicepresidente De Berti. Sulla 251 la relazione del geologo
sassi e massi in movimento, che non è certo una novità. Sono in corso le operazioni di disgaggio lungo la 251 altezza di Soffranco, versante degli incendi. La Veneto Strade ha chiesto alla provincia di Longarone che la titolarità della strada, contributo alle spese per 1 milione d'euro. Roberto Padarin, presidente, ha detto di sì. Si è messo a cercare questa cifra assieme ai collaboratori. Stiamo raschiando il fondo del barile. È evidente che quelle risorse le dobbiamo assolutamente trovare. Sedico Damiano Tormen per Radio Più. Un aiuto alla collettività e l'ambiente ringrazia. A Sedico riparte il progetto Curiamo i parchi e il territorio, che chiama a raccolta cittadine e cittadini di buona volontà per prendersi cura del verde pubblico. Chi ha un po' di tempo libero e vuole metterlo a disposizione può rendersi utile per alcuni piccoli lavoretti: sfalcio del verde, pulizia delle strade e delle piazze, manutenzioni varie per cui comune e collettività saranno grati. Il progetto è destinato a volontari maggiorenni iscritti all'apposito albo comunale, che intendano impegnare parte del loro tempo in attività di pulizia e di decoro urbano, anche in affiancamento e supporto ai ragazzi coinvolti nella realizzazione del progetto Sedico Giovani, oltre che in attività di supporto e di collaborazione nell'organizzare eventi finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza alla cura del bene pubblico. Del resto il volontariato è l'anima delle comunità locali e riesce ad arrivare dove neanche la pubblica amministrazione può avventurarsi. In più è un ottimo esercizio di educazione civica. C'è tempo fino al 30 aprile per iscriversi al progetto e poi tutta l'estate per curare i parchi. Da Belluno, Damiano Tormen, Radio Più. Ieri al Parco di Lambioi a Belluno ha avuto luogo la cerimonia commemorativa in ricordo dell'ex questore di Fiume Giovanni Palatucci, morto nel campo di concentramento di Dachau, 10 febbraio 1945. Il questore Palatucci, medaglia d'oro al merito civile, insignito del riconoscimento di Giusto per le Nazioni, perché protagonista del salvataggio di circa 5.000 ebrei stranieri italiani. Alla cerimonia, durante la quale è stata posta una targa commemorativa ed un albero di acero in suo ricordo, c'erano alcune cariche istituzionali, civili e militari della provincia, nonché il vicepresidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Navarro. Belluno. Pesanti affermazioni apparse su siti web attivi in Russia riguardanti la presenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale e i ricordi di essa hanno suscitato la ferma condanna dell'Associazione Nazionale Alpini. Il nostro presidente nazionale Sebastiano Favero, sottolinea il presidente della sezione di Belluno Lino Depra, ha inviato una lettera all'ambasciatore russo in Italia Sergei Raezov per stigmatizzare la definizione di monumenti al fascismo, riferiti in particolare al cippo che ricorda tutti i caduti nella Seconda Guerra Mondiale, che si trova a Rossow e che sulla quale, oltre al cappello alpino, c'è la stella simbolo dell'armata russa, mentre la targa sotto di essi ricorda da un tragico passato un presente di amicizia per un futuro di fraterna collaborazione. Identico riferimento il sito fa al Ponte dell'Amicizia, che è stato costruito dai soci dell'ANA Alivenka Nikolaevka. Ci associamo a questa protesta nel ricordo del sacrificio di tante penne nere bellunesi nella tragica campagna di Russia, culminata con la ritirata del Don. C'è di più: alla costruzione dell'asilo di Rostov e dal ponte di Nikolaevka contribuirono anche tanti alpini del nostro territorio. Tutto ciò merita rispetto e non quanto è accaduto di recente. Il riferimento di Depra riguarda il fatto che in questi giorni il ponte è stato deturpato con scritte e che le sagome dei cappelli alpini sono state coperte sotto il cartone. Inoltre, nei vari siti web si chiede che monumento e ponte siano rimossi, arrivando addirittura ad affermare anche i volontari alpini starebbero combattendo accanto alle forze ucraine nel Donbass. In sintonia con l'ANA nazionale, conclude Depra, preciso che la nostra associazione non è coinvolta in operazioni di guerra e che da oltre 100 anni opera per l'affermazione di valori di fratellanza, pace e riconciliazione. Proprio l'asilo di Rosov e il ponte di Nikolaevka sono testimoni visibili di tali sentimenti, mentre in queste settimane siamo anche all'opera con iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni che soffrono. Il sito internet radiopiù.net diventa testimone
dell'arrivo del secondo carico umanitario a Cernivi. Il secondo carico di aiuti umanitari partito dalla Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo è arrivato a destinazione. Ne ha dato notizia Loris Serafini. I russi hanno lasciato la città da alcuni giorni, è stato ricostruito il ponte e il tir ha potuto portare i pacchi umanitari alla popolazione duramente colpita dalla guerra. Tra l'altro, potrei anche sbagliare, ma mi sembra che ieri sera a Carta Bianca, mentre si parlava per l'appunto della guerra in Ucraina, con Bianca Berlinguer, siano arrivate proprio delle immagini dei pacchi partiti da Canale d'Agordo. Ho avuto questa impressione, mi sembravano molto simili alle foto che ci ha inviato Loris Serafini. Bullismo, dipendenze e disturbi alimentari. La pandemia aggrava il male di vivere. L'analisi fatta nelle scuole superiori mostra il malessere degli studenti. La metà fa uso di alcol, 1 su 4 è vittima di forme di prepotenza. È una bella inchiesta che conduce quest'oggi il Corriere delle Alpi, con tanto di schemi e grafici che mettono in evidenza il benessere, il disagio giovanile e quanto è cambiata la vita sociale. L'ultimo titolo dal Corriere del Veneto: imprese bellunesi, lite in regione perché è arrivato il no nuovi aiuti, con le opere olimpiche in ritardo, una viabilità traballante, una demografia che non perdona. La questione bellunese diventa terreno di scontro in Consiglio regionale. La maggioranza ha bocciato una mozione del PD, chiede nuovi sostegni alle imprese bellunesi. Le logiche di calcolo politico hanno prevalso sul buon senso. Buona giornata, a domani. Quando scegli la tua nuova cucina, devi pensare a tutto: colori, elettrodomestici, accessori. Noi di Stosa lo sappiamo e da sempre realizziamo cucine di design di altissima qualità, dandoti la possibilità di scegliere ogni dettaglio. Insieme a noi scoprirai un nuovo modo di vivere la casa, il tuo. Stosa, un'amica speciale. Da Buzzatti Edilizia e Arredamento, in via del Boscon a Belluno. È arrivata la primavera e fino al 6 aprile in gastronomia nei Junior V trovi tantissimi prodotti a 98 centesimi. Prosciutto cotto vellutato Fiorucci e mortadella suprema Fiorucci, entrambi a solo 98 centesimi a letto. Junior V, il tuo supermercato di fiducia da sempre. Ciao, sono Paola. Io sono Jenny. Vi aspettiamo al nostro nuovo negozio Merceria Amica. Siamo a Taibona Gordino, via Dante Alighieri 11, strada per Villanova. Il nostro è il negozio della creatività, in cui siamo felici di poter fare anche 2 parole con voi. Merceria Amica, il nuovo negozio dove trovi tantissime cose belle e utili, i filati da ricamo, le lane e i cotoni per maglia, in basso assortimento e colori, i tessuti, materiale per sartoria, ma anche macramè, i kit per realizzare i ricami, i corredi casa e bambino, oggettistica varia. Merceria Amica, nuovo a Taibona Gordino. Le giornate si allungano, le temperature salgono e